Gli stagionali agricoli impiegati nel Veneto nell'aprile dell'anno scorso sono stati 5.625. Di questi 3.450 erano di nazionalità non italiana, con un'importante presenza di lavoratori rumeni. Buona parte di questi 3.450 lavoratori non possono venire in Italia. Tra le tante conseguenze provocate dall'allerta sanitario in campo economico ed occupazionale c'è anche l'assenza di forza lavoro patita da un'agricoltura che contava di un robusto apporto proveniente dall'estero. Un'assenza quasi paradossale in una situazione in cui viceversa la crisi innescata dal coronavirus ha lasciato senza occupazione parecchie persone. Noi però nel Veneto, presso i 39 centri per l'impiego dislocati in tutte le province, abbiamo 140.000 disoccupati. E abbiamo anche una struttura in grado di gestire l'agricoltura già da maggio dell'anno scorso, quando in un protocollo che tutti hanno sottoscritto, anche le istituzioni, questo progetto è stato predisposto. Secondo la CGIL si potrebbero mettere in relazione le esigenze delle aziende agricole con la disponibilità al lavoro già presente con l'avvio di un semplice contratto agricolo che consente la massima flessibilità anche per un solo giorno. Questo progetto è stato predisposto, non è ancora partito per il semplice motivo che le imprese agricole non mandano i loro fabbisogni di lavoro presso quei centri per l'impiego che sono in grado di concretizzare la domanda offerta di lavoro e anche di effettuarne la selezione in base alle caratteristiche di ogni lavoratore.